Buonasera a tutti ragazzi, spero che la voce si senta bene. Ho dovuto rimettere l'equalizzatore, quello della Technics, all'ingresso per il microfono, quindi adesso posso far sentire, i brani in modo più pulito che con il cellulare. E niente, ci ascoltiamo questo primo brano del maestro DJ Stress, Coming Down, prima di poter fare l'unboxing del suo ultimo vinile. Spero che l'audio arrivi bene, scrivetemelo. Intanto faccio un po' di saluti. Ciao Tobaldo, Mauro, ciao Marina, benvenuta. Ciao Roberto, ciao Deepak. Abbiamo fatto l'unboxing del tuo vinile l'ultima volta. Perdonate se l'immagine si blocca un po', quella del disco, ma sto usando il cellulare di mia figlia che via wifi dà qualche problema. Anche se io l'immagine lì la vedo che gira, ma comunque il disco sta girando perché lo sentite, questo è il vinile, Quindi, però purtroppo c'è qualche problema tra la trasmissione del cellulare e OBS, non sono riuscito a risolverlo in breve tempo. Ciao Felix, sto diventando un po' matto con questa nuova versione di OBS, quindi c'è qualche problema. Infatti sto utilizzando una sola videocamera perché vedo che scatta pure così. Ciao Renato, benvenuto. Ciao Marco. Benvenuto Antonella, benvenuto Checco.
Allora, scusate, non c'è scritto sopra, io non avendo preascolto non riesco a capire se girano a 45 o a 33, non mi pare che c'era scritto sopra, comunque l'ho rimesso. E niente, ci ha raggiunto anche il maestro Giovanni Passoni, adesso ci sentiamo un altro suo bellissimo brano che è Be and Alone. Diamo il benvenuto anche ad Andrea. Ricordo a tutti che questi brani sono scaricabili da tutti i principali store online di vendita disco di musica liquida. Diciamo dell'ultimo penso ne siano rimaste qualche copia in vinile, basta contattare Giovanni Passoni in privato per acquistare direttamente i vinili, se no tutti questi brani che sto mettendo sono in vendita in tutti i più famosi store online, ok? E benvenuto Luca D'Agostino è tra noi, benvenuto. C'è anche il maestro, non so se hai visto, c'è anche DJ Stress. Questo disco è molto bello perché è anche trasparente, quasi totalmente trasparente, infatti si vede dall'altro lato, si vede pure dall'altro lato, c'è una sola versione e quindi c'è pure più spazio verso il centrino, e quindi questo può trarre in inganno. Come ho detto anche in altre dirette, io ho tantissimi vinili anni 90, anche qualcuno anni 2000, che sopra c'è scritto una velocità e invece girano un'altra. Spesso si confondono tra 33 e 45, quando c'è una sola versione, di solito su un lato, quella gira a 45, perché la registrano più larga e quindi essendo una sola versione gira più veloce il disco, in modo che... mentre quando sono 2 o 3 versioni su un lato quasi sicuramente è 33 giri, quindi conviene usare questa tecnica e non andare a leggere sui centrini, perché io ce n'ho diversi, addirittura ce n'ho tanti che il lato A gira a 45 giri e il lato B gira a 33, quindi la pazzia proprio.
E la prossima è Scream and Shout. Questo ho provato a metterlo a 33, vediamo che succede, via. Giusto. Ciao Paolo, ciao Francesco, ciao Simone. Volevo ricordare che Giovanni Passoni sta già lavorando al suo sesto brano. I just wanna scream and shout. I just wanna scream and shout. I just wanna scream and shout. You don't know about the neon love I found. Now you're not around. You don't know about the neon love I found. Now you're not around. Been on this lonely road for
too long and see me lose my self-control. You moved on and you don't know about the neon love I found, and now you're not around. I just wanna scream and shout. 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 You don't know about the neon love I found, now you're not around. You don't know about the neon love I found, now you're not around. Io direi di lasciare in sottofondo questa strumentale, quindi l'altro lato, mentre faccio l'unboxing dell'ultimo arrivato. You don't know about the neon love I found, now you're not around. You don't know about the neon love I found, now you're not around. You don't know about the neon love I found, now you're not around. You don't know about the neon love I found, now you're not around. Allora, eccoci pronti. Aspettate che prendo il cellulare, se no dice giustamente che vedete. Allora, guardate come sto messo qui io. Questo è il pacco che dobbiamo aprire, Vedo che c'è il ritardo famoso di Facebook. Allora, pronti a sballare questo vinile, ok? Pronti?
No, scusate se le riprese sono un po' mosse, mi manca mia moglie qui in questi momenti. Quando io facevo gli unboxing lei mi riprendeva sempre, ma adesso lei è in pizzeria e quindi niente, oggi siamo aperti. Eccolo qui, Got to Believe di DJ Stress. Su questo vinile sono presenti la extended version, la short version e la strong version. Adesso ci sentiamo senz'altro la extended version, sempre stampato su Myriad Records. Ed eccolo qui, questo è il quarto vinile di Giovanni Passoni, DJ Stress. Think it's strange to share. Let's believe in this together. We're all craving for attention. For our love is mine. We gotta believe, believe, believe. Gotta believe. Gotta believe. Gotta believe. Gotta believe. Gotta believe, 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 gotta believe. All craving for attention. All alone.
extended version Got to Believe DJ Stress, arrangiato e prodotto da Giovanni Passoni. Sound molto underground e sempre su Myriad Records, ricordiamo che Giovanni Passoni stampa su etichetta Myriad Records, lo riconoscerete l'etichetta dal cubo centrale sempre presente. Oh, se voi volete io continuo, ho diversi altri mix da mettere se volete, se no chiudiamo qui la diretta e ci vediamo prossimamente. Giovanni, mi è arrivata la notifica di Facebook che mi stanno per bloccare la diretta, incredibile, su Got to Believe. E anche quando avevo messo la diretta di Deepak col suo nuovo disco, per 30 secondi del suo disco mi hanno bloccato la diretta. Secondo me questo sound ricorda molto l'underground degli anni 90 e quindi magari Facebook la confonde, gli algoritmi, vai a capire, la confonde, ma mi è arrivato l'avviso di blocco. Io direi che ci sentiamo anche la short version, che sarebbe la radio edit, la radio version. E attendiamo la short version, eccola che comincia. Spero che si senta bene, perché ho settato anche l'equalizzatore, insomma ci ho perso un po' di tempo. Beh Luca, li ho appena messi tutti, diciamo ce ne ho 4 io, quell'altro digitale mi è un po' più complicato da metterlo e quindi quelli che ho su vinile tutti e 4
sono messi tutti. Semmai ci sentiamo qualche mix anni 90. Di nulla Giovanni, non mi ringraziare, è un piacere perché poi è bella musica, lo sapete, qui siamo tutti patiti per la musica e quindi ci fa piacere sentirla. Io già ho pubblicato una compilation con dentro sia i dischi di Giovanni Passoni che di Deepak in un'unica compilation, chiamiamola così, la trovate sul mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita.
can change the world. You can do it on the top of the world.